Forza Italia non è favorevole al terzo mandato. La ratio del terzo mandato è la concentrazione di poteri per troppo tempo. Il problema è che, siccome sono veneta e si parla di Zaia sicuramente è un buon governatore, è riconosciuto a livello nazionale. Purtroppo non stiamo parlando di lui, stiamo parlando di una regola di carattere generale, per cui questo è il punto. Nulla di personale, non si tratta solo di Zaia, fa intendere la ministra Casellati, che così ribadisce il no espresso dal segretario forzista Antonio Tajani al terzo mandato per i presidenti di regione. Non un dettaglio, visto che la posizione fa a pugni con l'emendamento di segno opposto presentato una settimana fa dagli alleati della Lega, definito salva Zaia, non certo in maniera distensiva, anche dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Casellati, da titolare del Ministero per le riforme, non chiude però al dialogo. Stanno riflettendo i partiti di maggioranza su questo, c'è proprio in commissione un emendamento della Lega, vedremo un po' quale sarà il punto di caduta. Punto di caduta che rischia di diventare di rottura, anche se lo stesso Matteo Salvini nel weekend ha rivelato che non sarà questo emendamento a far litigare il centrodestra. Penso si possa parlare con molta più tranquillità dopo le europee, ha aggiunto nelle scorse ore il presidente friulano Federica. Da Venezia, l'altro Matteo fa intendere come la partita sia soltanto all'inizio. Salvini sta facendo questa battaglia per il terzo mandato, ma in realtà la Meloni vuole mettere le mani sul Veneto, vuole mandare a casa Zaia, e quindi la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma è una discussione non sul terzo mandato, ma sui rapporti di forza tra Meloni e Salvini. E io non escludo che dopo le europee possano anche litigare, magari arrivando, se non ci sarà il terzo mandato, a due candidature diverse.